È stata una sorpresa, nel senso che dopo 20 anni di insegnamento è la prima volta che ricevo una domanda così diretta che, devo dire la verità, mi ha rattristato, perché alla fine, dobbiamo dire la verità, non possiamo incolpare tanto questo ragazzo, ma forse dobbiamo fare una riflessione noi, cioè noi come adulti, noi come società, noi come comunità a scuola, se siamo in grado di trasmettere i veri valori che sono collegati anche allo studio. Non incolpa il ragazzo, il professor Minello, ma addirittura si assume la responsabilità se il valore dello studio non è entrato dentro il DNA del giovane in questione, che avrebbe voluto una promozione nonostante un fallimento e dedicarsi invece alla tesi. Non siamo riusciti a far capire a studenti come questo ragazzo che studiare serve per capire le cose, per poi portarle nel lavoro o in ulteriori percorsi di studio. E questo è, secondo me, purtroppo, come l'ho anche detto, un fallimento nostro, perché la fatica, l'impegno, la responsabilità sono valori fondamentali per realizzare qualunque obiettivo. Nulla a che vedere con i giovani che hanno rifiutato di fare l'esame orale alla maturità, che contestano invece modi e regole. Si può essere d'accordo o meno con delle regole, però il cambio di queste regole deve avvenire secondo percorsi definiti. Non si può, come dire, rifiutarsi di fare determinate cose perché non vanno bene. Se non vanno bene si cambiano, ma vanno cambiate nel modo corretto.